False truffe online denunciate dai carabinieri di Venezia a 4 siciliani. Le indagini partite dopo la segnalazione di una donna di Murano che aveva acquistato in internet una macchina fotografica mai arrivata. Incidente mortale la notte scorsa nel Veronese. A Vigasio un 19enne perde il controllo dell'auto e finisce contro una casa ribaltandosi. Il ragazzo è morto sul colpo. Si era iniettato una dose di insulina per togliersi la vita. È ancora giallo intorno alla morte di una 14enne nigeriana deceduta nel 2017 a Padova e ora spunta lo spettro del bullismo dietro al gesto estremo. Crack Veneto Banca, il giudice di Roma dispone il trasferimento alla procura di Treviso per il procedimento che vede imputate 11 persone. Allarme dei risparmiatori, rischio prescrizione. Ha preso a pugni e insultato l'arbitro durante una partita di calcio a 5 per il giovane calciatore 24enne del Città di Mestre, è scattata la squalifica per 4 anni. Scossa di terremoto di magnitudo 3 questa mattina sul massiccio del Grappa ai confini tra Trevigiano e Vicentino, epicentro a Possagno, paura tra i cittadini ma non si segnalano danni a persone o cose. Si sono presentati in 97 per un posto da ragioniere a 34 ore settimanali, concorso al via nel comune di Borgoricco, tra maggio e giugno i 2 iscritti e poi l'orale. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati, lo avete sentito anche dai titoli, in primo piano un centinaio di truffe messe a segno via web in meno di un anno da una banda di siciliani tutti incensurati. A far partire le indagini dei carabinieri di Venezia la denuncia di una residente di Murano, indagini che hanno coinvolto tutto lo stivale. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, oltre 30.000 euro intascati per le quasi 100 truffe messe in atto via web. A mettere in atto queste truffe una banda di 4 catanesi, tutti incensurati. Le indagini sono partite l'anno scorso, nel 2017, da Murano, grazie alla denuncia di una residente che, pur avendo pagato la macchina fotografica comprata via internet, non l'aveva mai ricevuta, ma il bonifico fatto per l'acquisto era invece stato puntualmente incassato. Dalle indagini condotte dagli uomini dell'arma della compagnia di San Zaccaria a Venezia, con l'attività investigativa che ha coinvolto più di 50 comandi dei carabinieri di tutta Italia, è emerso come i raggiri siano stati per l'esattezza ben 98 e per i quali i 4 siciliani di 23, 30, 42 e 44 anni ora sono stati denunciati per truffa aggravata e continuata in concorso, indagini che sono ancora in atto e per le quali si attendono nuovi particolari risvolti. E da Murano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, buon lavoro. Tragedia della strada la scorsa notte nel Veronese, tragedia che è costata la vita ad un 19enne, Marco Agnello, originario di Palermo ma residente a Vigasio, appunto in provincia di Verona. Il giovane stava rientrando a casa, era al volante dell'auto quando questa è uscita di strada. Secondo i primi accertamenti il ragazzo avrebbe perso il controllo della vettura che è fuoriuscita dalla carreggiata, andando prima a sbattere contro una casa disabitata e poi ribaltandosi completamente. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM e i carabinieri di Villafranca e Vigasio, per il 19enne non c'era purtroppo più nulla da fare. Suicida a 14 anni dietro alla morte di una studentessa a Padova, spunta ora lo spettro del bullismo. Era il 26 ottobre 2017, ma è ancora giallo. Resta avvolto nel mistero il suicidio della ragazzina nigeriana di 14 anni, sul quale aleggia ora l'ombra del bullismo. Studentessa del liceo scientifico Curiel a Padova, si è uccisa iniettandosi una dose di insulina. L'adolescente, dopo 15 giorni di coma, è deceduta il 9 novembre dell'anno scorso. Ma per quella morte le indagini non si sono ancora concluse. Il sospetto è che la 14enne, in un momento già delicato della sua vita, sia stata vittima di atti di bullismo. Alcuni suoi coetanei potrebbero averla in più occasioni schernita per il suo fisico non longilineo. Ed ora il crack Veneto Banca, il giudice di Roma ha disposto il trasferimento alla procura di Treviso per il procedimento che vede imputate 11 persone e cresce la preoccupazione dei risparmiatori che temono la prescrizione. Cambia che si rinizia tutto quanto da zero. Il primo effetto è quello che maggiormente preoccupa i 10.000 risparmiatori messi in ginocchio dal crack di Veneto Banca. Si ricomincia da capo e si ricomincia a Treviso.
Il processo passa nel territorio dove il dissesto ha creato un esercito di vittime. Il GUP di Roma ha disposto il trasferimento alla Procura di Treviso per competenza territoriale del procedimento che vede imputati 11 tra ex responsabili dell'istituto e altri manager coinvolti. Tra i nomi più noti l'ex AD dell'Istituto di Credito Vincenzo Consoli, l'ex presidente Flavio Trinca, Stefano Bertolo, responsabile della Direzione Centrale Amministrazione dal 2008 al 2014, Flavio Marcolin, ex responsabile degli affari societari e legali, Pietro Dagui, un lungo periodo al vertice di Banca Intermobiliare, Gian Claudio Giovannone, titolare della Mava SS, Mosè Fagiani, responsabile commerciale dal 2010 a dicembre 2014 e Massimo Lembo, all'epoca capo della direzione Compliance. Nei loro confronti, a seconda delle posizioni, le accuse sono di ostacolo alle attività di vigilanza di Banca Italia e della Consob e aggiotaggio. Il GUP Lorenzo Ferri ha accolto una eccezione presentata dalle difese, dichiarando la propria incompetenza territoriale e ha ordinato la trasmissione del fascicolo alla Procura trevigiana. Quindi veramente i tempi della prescrizione probabilmente arriveranno quasi sicuramente. Lo spettro è proprio questo, dati i tempi della giustizia. In un sistema che trasversalmente non funziona, esserci affidati all'unica strada della giurisdizionale, diciamo, forse non è stata proprio una scelta opportuna. Io sono stato sempre del pensiero che qui la cosa o si risolveva fuori dai tribunali, cioè con una mediazione, con una transazione con le banche, oppure dal momento in cui le banche non ci sono più, lo Stato tramite il fondo si doveva far carico di risolvere questa questione. Già, il fondo, quello che il governo ha disposto ma che deve essere erogato, in attesa di capire cosa accadrà dal procedimento giudiziario, armandosi di pazienza, le risposte più celeri potrebbero arrivare paradossalmente dalla politica, condizionale, d'obbligo. Tutti in campagna elettorale hanno dato il massimo supporto per risolvere la questione delle due banche venete, speriamo che adesso mantengano gli impegni presi in campagna elettorale. Torniamo alla cronaca per occuparci nuovamente del rogo che ha distrutto l'azienda Ovag di Refrontolo, perché l'ipotesi del rogo accidentale non convince. Si segue la pista del dolo nelle indagini sull'incendio che domenica sera ha devastato la ditta Ovag di Refrontolo, specializzata nella produzione di espositori in plexiglass. Il capannone di via Crevada è sotto sequestro. La polizia giudiziaria dei vigili del fuoco è incaricata di raccogliere tutti gli elementi utili per cercare di capire da dove abbia avuto origine il rogo. I titolari hanno a lungo spiegato di non avere nemici e di non aver subito minacce di nessun genere. Sono convinti si sia trattato di un incendio accidentale, probabilmente di un cortocircuito partito dagli uffici, ma l'azienda era chiusa al momento dell'incendio e questo alimenta i dubbi sull'accaduto, a cui bisogna prestare massima attenzione, come hanno ribadito nel corso del convegno svoltosi in prefettura sia la rappresentante del governo Laura Lega che il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, che sugli incendi che si verificano di frequente ha parlato di episodi spia, spesso finalizzati a intimidire gli imprenditori e quindi da non sottovalutare. Sul fronte ambientale l'ARPA aveva escluso pericoli di inquinamento, mentre per quanto riguarda i 10 dipendenti che lavoravano nello stabilimento andato a fuoco scatterà la cassa integrazione. Grave incidente sul lavoro ieri sera, Isola Vicentina. Isola Vicentina. Sono da poco passate le 6 di sera in via Ferrari, quando un operaio bresciano di 31 anni precipita dal tetto della ditta Gaser. Un volo di 10 metri che lo lascia tramortito al suolo in gravi condizioni. I colleghi lanciano l'allarme e le operazioni di soccorso arrivano dal cielo con l'elicottero che trasporta d'urgenza l'uomo all'ospedale San Bortolo. Ricoverato nel reparto di rianimazione, lotta tra la vita e la morte. Ora toccherà allo Spisal e ai carabinieri ricostruire i motivi dell'incidente. Altro incidente, questa volta però tra le mura di casa, è accaduto nell'Alta Padovana, Villanova di Campo San Piero, un anziano è rimasto gravemente ustionato. Grave incidente domestico a Villanova di Campo San Piero, dove un uomo di 84 anni è rimasto gravemente ustionato. Aveva acceso il fuoco e lo stava ravvivando quando è stato avvolto dalle fiamme. Immediato l'intervento della moglie, ex infermiera, che dopo aver gettato acqua sul fuoco ha tolto i vestiti dell'uomo, chiamando i soccorsi. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, che ha trasportato la vittima al centro Grandi Ustionati di Padova, dove l'84enne, molto conosciuto in paese, è stato operato e dove è ricoverato in prognosi riservata, anche se sembra che non sia in pericolo di vita.
E adesso il duplice omicidio di Cison di Valmarino, perché è fissata per venerdì al riesame l'udienza sul ricorso presentato dal legale del presunto assassino. Si pronunceranno venerdì i giudici del Tribunale del Riesame di Venezia sulla richiesta di modifica della misura di custodia cautelare a carico di Sergio Papa, il 35enne di Refrontolo, in carcere a Santa Bona con l'accusa di aver ucciso la mattina del 1° marzo a Rolle di Cison di Valmarino Loris Nicolasi, 71 anni, e la moglie Anna Maria Niola, 68, nella loro casa di via Marzolle, e tutto stando alla ricostruzione della procura e dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso per poi svaligiare casa. Papa, difeso dall'avvocato Pier Giorgio Oss, nega di aver barbaramente ammazzato i Nicolasi e nega anche di aver dormito nella loro proprietà le 2 notti precedenti al duplice omicidio. La notte immediatamente precedente sostiene di averla trascorsa a casa della nonna, ma gli inquirenti affermano di avere indizi gravi e convergenti che lo incastrerebbero, a cominciare dalle intercettazioni dei familiari, che erano a conoscenza di dettagli del delitto che non dovevano sapere e lasciano intuire il coinvolgimento di Papa nel duplice omicidio. Lui continua a dirsi innocente e per questo l'avvocato ne chiederà la scarcerazione. I giudici vaglieranno venerdì il quadro accusatorio a suo carico. Insulti e pugni all'arbitro durante una partita di calcio a 5, maxi squalifica per un giocatore del Città di Mestre. Ci racconta tutto in collegamento Ilaria Marchiori. Buongiorno. Buongiorno da Mestre, uno schiaffo, un calcio alla schiena e un pugno al volto. In preda alla rabbia un calciatore di 24 anni del Città di Mestre, squadra di calcio a 5, si è scagliato contro l'arbitro nel corso della 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie D che è stata giocata al Franchetti. E non solo è stato necessario l'intervento dei compagni di squadra del giovane per placarlo, ma poi è arrivata anche una punizione esemplare, ovvero una squalifica di ben 4 anni. Gli episodi contestati dal calciatore, che poi appunto gli hanno fatto scattare la molla, si sono verificati tutti nel primo tempo. Un rigore assegnato alla squadra di casa, poi rettificato dall'assistente del giudice di gara. Un fallo piuttosto evidente a centrocampo non fischiato. 2 presunti errori che hanno generato malumore nel pubblico sugli spalti e poi l'eccessiva e anche ingiustificabile rabbia nel 24enne. Oltre alla squalifica, il giudice sportivo ha inflitto anche una multa di 500 euro alla società aranciονera. E quindi la società, pur non ammonendo il comportamento del proprio giocatore, ha ritenuto comunque esagerata la sanzione. Seppur doverosa, hanno spiegato in un comunicato stampa, è sproporzionata rispetto allo svolgimento dei fatti. Attraverso l'acquisizione della prova video faremo valere le nostre ragioni, si legge ancora. Per questo abbiamo dato mandato ai nostri legali di agire a tutela del giocatore. Staremo a vedere come andrà a finire. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Buon lavoro anche a Ilaria Marchiori. Scossa di terremoto questa mattina sul massiccio del Grappa, epicentro nel Trevigiano a Possagno, paura tra i cittadini. Torna a tremare la terra nel Bassanese. L'ultima scossa questa mattina alle 9:36 di magnitudo 3 è stata rilevata sul massiccio del Grappa. Secondo quanto riportato dal Centro Nazionale Terremoti di Roma, l'epicentro è stato localizzato a 10 km di profondità in territorio comunale di Possagno, nella zona dell'Archeson. La scossa è stata sentita distintamente in tutti i comuni della Pedemontana e anche nel Bassanese, dove sono arrivate alcune chiamate ai vigili del fuoco di cittadini che avevano avvertito la scossa ed un forte boato. Non si segnalano danni a persone o cose. Il sindaco di Possagno, Valerio Favero, ha avviato comunque i sopralluoghi negli edifici pubblici della zona. Parliamo ora di FAS con i risultati delle analisi compiute in attuazione del piano di sorveglianza sanitaria. FAS, il rapporto sulla sorveglianza sanitaria scatta una fotografia della situazione della popolazione veneta esposta alle sostanze perfluoroalchiliche. Degli 84.852 cittadini che verranno coinvolti dalle analisi nei 21 comuni della zona rossa di massima esposizione, quella servita da acquedotti inquinati prima dell'applicazione dei filtri, sono state valutate a oggi 9.757 persone nate tra il 2002 e il 1978. A oggi non sono state rilevate differenze evidenti nelle concentrazioni di composti PFAS in base all'età, mentre le concentrazioni di PFOA sono circa
il doppio nei maschi che nelle donne, con 68 contro 38 nanogrammi per millilitro di sangue. Secondo gli esperti della Regione Veneto, questa differenza è dovuta al fatto che le femmine, in età fertile, eliminano una certa quantità di sostanze attraverso il ciclo mestruale. Insomma, concentrazioni più alte negli uomini. Questo è il risultato più eclatante dall'inizio della sorveglianza. Gli studi ovviamente continuano nell'interesse innanzitutto dei cittadini che hanno diritto alla verità. Ci spostiamo in provincia di Venezia, a Mira per l'esattezza, dove a breve aprirà un centro antiviolenza che sarà a disposizione di tutte le donne della Riviera del Brenta. È un posto riservato dove si lavora con le donne, per le donne. Tutte le operatrici sono donne, non a caso, ma per una scelta specifica che rientra nella metodologia di lavoro dei centri antiviolenza, e quindi è vero che c'è paura, ma si può costruire una strada diversa e nuova. Tantissime delle donne che si sono rivolte a noi in questi anni ce l'hanno fatta, con grande fatica. Molto più di uno sportello. Dal 17 aprile Mira avrà un centro antiviolenza aperto 2 martedì al mese, dalle 11 alle 14, garantendo il massimo riservo. L'obiettivo è coinvolgere tutti i comuni della Riviera, affinché questo sportello sia un punto di riferimento proprio per tutto il territorio, per tutte le donne della Riviera del Brenta. Per un primo colloquio, da cui poi si deciderà insieme alla vittima il percorso da fare insieme in base alla singola situazione, si potrà telefonare al numero 342 9757 092 oppure inviare un'email a estiantiviolenza@isidecop.com. Previsti percorsi anche per gli uomini violenti. È un lavoro assolutamente fondamentale, dicevo prima, è l'altra faccia della medaglia, cioè da un lato ci sono delle donne vittime di violenza, ma d'altra parte c'è qualcun altro che agisce questa violenza, per cui è sempre un lavoro che ha a che fare con un sistema e non poi con la singola persona. Donne italiane con figli e senza lavoro sono le vittime più frequenti, secondo i dati raccolti nei vari centri del territorio. Da un lato la maggiore presenza di donne italiane, quindi siamo in percentuali che variano tra il 60 e il 70%, e anche il fatto che la maggioranza delle violenze si realizza all'interno delle mura domestiche, circa il 60% sono violenze domestiche. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali per parlare del concorso per un posto da ragioniere nel comune di Borgoricco. Alla preselezione si sono presentate 97 persone, 190 erano i candidati. Un quiz a risposta multiple con i risultati da annerire scelto da uno dei candidati tra 3 batterie di test. È stato il centro civico di Borgoricco a ospitare la preselezione per il concorso per un posto da istruttore amministrativo categoria C indetto dal comune. 190 i candidati, prima di arrivare la domanda di una giovane di Catania. 97 le persone che si sono presentate, una buona media, spiegano gli organizzatori. Un po' più della metà, diciamo, erano 190, diciamo, sì, 97 è un buon numero per una partecipazione a un concorso comunque. 97 persone per un posto? 97 persone per un posto, sì, in questo momento sì, è una buona media. 1.050 euro al mese per 34 ore settimanali, il primo concorso in questo municipio da 6 anni a questa parte, e a farlo sono davvero in tanti. Praticamente la seconda volta, non qui ma in un altro comune, quindi sono occupato, però ho un'attività mia professionale, ma si sta tentando di vedere se c'è qualcosa un po' più solido, visti i tempi che non sono molto simpatici. Insomma. Incrociavo le dita, non era proprio semplicissimissima, però ci abbiamo provato. Da dove arriva? Noale, qui vicino. Bene dai, siamo ottimisti, dai, proviamo. Finché non si prova, non si ha un minimo di rodaggio, non si entra nel meccanismo, quindi è la prima volta, riproverò. Intanto è palestra. Lei sta lavorando in questo momento? No, al momento no. E sono triste, per fortuna gli occhiali da sole, perché potrei fare con la lacrimuccia perché è tanto dura.
è tanto tanto dura. Ci si prova e dopo vedremo i risultati se sono quelli sperati. Tentativo, quindi sono ancora in fase di rodaggio. Laurea, diploma? In fase di lavorazione. Speriamo entro l'anno di averne una, insomma, in mano. Chi supera la selezione sarà ammesso alle 2 prove scritte e poi all'orale. Questo posto è un miraggio e per chi cerca lavoro da molto una concreta speranza. Contratti determinati, molto tempo di determinato, insomma una serie di cosette che ringraziamo il Job Act. Non voglio fare polemiche, però è difficile. Ho 35 anni, non ne ho buon mezzo, per cui è difficile. Eccezionale esercitazione interforza al Lido di Venezia. Ieri pomeriggio è stato simulato uno scenario che ha comportato l'evacuazione di civili dal territorio alla presenza del capo di Stato Maggiore della Difesa, Graziano. 01 da 02, ti confermo sono in scelte con Alfa. Partenza nell'area dell'aeroporto Nicelli a Lido. È da lì che i team militari incaricati di recuperare il personale civile da imbarcare per la successiva evacuazione hanno fatto la spola in un tiepido e ventoso pomeriggio di inizio primavera che verrà ricordato per l'eccezionale esercitazione interforze che ha testato la capacità dei militari in operazioni di evacuazione del territorio. Lo scenario simulato è stato quello di uno Stato straniero caratterizzato da una situazione di crisi e violenze sociali e come in ogni esercitazione sono stati ipotizzati momenti di estrema difficoltà in cui sono necessari sangue freddo e professionalità. Vai! Portiamogli il ferito! Nell'area del Lido, sorvolata dagli elicotteri, hanno operato anche assetti aeronavali a garanzia della sicurezza dell'area e di tutto il personale a terra. L'esercitazione si è conclusa al forte di Sant'Andrea sull'isola delle Vignole, dove gli evacuati sono stati sbarcati e dove è stato collocato il comando della task force incaricata di condurre l'operazione denominata Joint Small Operation 2018, che ha visto impegnati personale e mezzi dell'esercito italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e della Croce Rossa Italiana. Ad assistere all'esercitazione la più alta carica militare italiana, il capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano, con il suo omologo austriaco Ottmar Commenda, in visita ufficiale in Italia. È tutto, come sempre vi lascio a ore 13, questa sera invece torna a 20:10, ospite in studio il vice sindaco di Castelfranco, Gianfranco Giovine, con il quale si parlerà delle mura di Castelfranco e dell'iniziativa che vede in prima linea anche Antenna 3 per contribuire al restauro dell'importante cinta muraria castellana. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Molte nubi sulle nostre regioni, anche con qualche piovasco, specie sui monti. Vediamo il dettaglio di mercoledì 28 marzo. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso ma con ampi spazi soleggiati, qualche piovasco sarà possibile sul Bellunese, specie in serata, ma migliorerà presto. Vediamo insieme anche le temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, valori massimi invece compresi tra 11 e 16 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qui il cielo sarà molto nuvoloso e spesso anche coperto, anche con qualche debole pioggia a carattere sparso. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 17 gradi. Molte nubi anche sul Trentino Alto Adige, il cielo si presenterà a tratti coperto con qualche piovasco entro la serata. Temperature minime tra 6 e 4 gradi, massime in aumento e comprese tra 17 e 19 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.